Signore e signori, buonasera e benvenuti in Casa Peretti. Buonasera Luciano Bianchini. Ciao Enrico, ciao a tutti. Inizio con lo zaino. Guarda che bello Luciano, guarda, no, non guarda che bello Bellissimo. Luciano, attenzione, guarda che bello, virgola Luciano, intendo lo zainetto. Ragazzi, che spettacolo! Potete averlo, potete provare a vincerlo. Questi sono gli indizi, vai Enrico in regia. Gli indizi che portano ad un oggetto che è nascosto all'interno dello zaino. Gli indizi sono tempo, TV, campo, Liguria, ricordo. Provateci amici a casa, ma nel secondo tempo, non prima, perché non vi rispondo. Chissà cosa ho nascosto qua dentro, ma chissà cosa c'è, non è neanche poi così pesante. Altro aiuto. Ecco. Luciano, benvenuto. Ciao Enrico, grazie. Sei pronto? Sei pronto a prontissimo, cantare, sono pronto a contento di suonare? essere qui. 348 80 40 254 il numero per tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Bianchini, saluti alla chitarra. Ma a proposito di richieste, andiamo subito a leggere una vostra idea arrivata ieri. Vai Enrico, eccola qui. Ciao Enrico, sei sempre straordinario. Mi canti l'emozione alla voce di Celentano? Grazie Anna, te la canto subito. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. È vero, E mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Di
Che bello. Che inizio, Bello, grazie a una loro idea fantastica. Sai quante volte ho aperto i matrimoni con questo brano? Arrivano gli sposi, arriva un sempre classico l'emozione a questo, volte. sì. Anche perché quando dici vabbè dai oggi cambio, arriva qualcuno degli invitati, mi fai l'emozione alla voce? Vero. Perché se poi non la fai sembra che non la vuoi fare e ti guardano pure brutto, perché ormai è diventata un simbolo È come dell'amore. quando ti chiedono poi Io vagabondo, che non c'entra nulla, però Vabbè, sempre. Esatto. Questa sera sarà una puntata ricchissima, ma prima di andare avanti dobbiamo fare tutti insieme. E quando dico tutti voglio dire noi e voi, noi con la nostra voce, voi con i messaggi, gli auguri a una grande artista, una protagonista di Casa Piretti, un'amica, una donna fantastica. Signore e signori, vi voglio presentare adesso colei che oggi compie tot anni, Alessia Chelucci! Alessia Chelucci, eccola qua, venga, salga sul palco, tanti auguri Juanita! Auguri! Grazie a tutti, grazie. 100 di questi giorni. 102. 102. Complimenti innanzitutto per come li porti, per come sei, per cosa fai nella vita e grazie ancora per essere protagonista d'ormai sempre qui a casa mia e a casa di tutti loro. Ok, poche parole ma buone. So che vado là per preparare il tavolo perché dopo si festeggia il compleanno della Juanita. Adesso però andiamo avanti con la musica con un'altra vostra richiesta. Ricordo il 348 80 40 254. Fate come i nostri amici a casa. Vai Enrico, fammi leggere la prossima canzone che andremo a cantare adesso. Ciao Enrico, sempre puntuale tutte le sere per sentire belle canzoni. Mi faresti sentire Attenti al lupo del grande Lucio? Certo, Maurizio da Volvera, con tanto di ringraziamento e dedica. Via! La cantiamo insieme amici a casa? Con noi! C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate. È una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare.
Che bello inizio, che bel inizio questo venerdì insieme a Luciano Bianchini e la sua chitarra. Senti, mo tocca a te cantare però, non è che posso Tocca a fare me. tutto io. Sì, tocca a te. Però prima di andare a cantare Guarda che luna, Sì. guardiamo gli indizi. Andiamo a Guardiamo. rivedere gli indizi. Vai Enrico, mi raccomando, tante telefonate nel secondo tempo. Provate, anche perché sono gli ultimi zaini. C'è ancora questo più la prossima settimana e poi cambieremo tutto. Tempo, TV Campo, Liguria ricordo, Liguria Campo, TV Tempo. Se avete un'idea di cosa possa essere nascosto all'interno dello zaino, telefonate al 378 408 0506 e parlate qui in diretta con noi. Adesso Fred Buscaglione, ma guardala, che luna! Mentre parte, io faccio tanti auguri anche a Gabriella, anche il suo compleanno oggi. Auguri Gabriella! Auguri Gabriella! Auguri! Non c'avevo il microfono. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto per rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Strepitoso Luciano Bianchini. Sì. Guarda che luna, guarda che mare, guarda che Bellissima la voce. Bravo Luciano. Mi sono sporcato i pantaloni? No. No. Ok, ragazzi, importantissimi sono anche i ritiri degli zaini, perché chi ha vinto lo zaino va da Rete 7, Sì. c'è Matteo pronto e Matteo fa l'intervista, oltre che consegnare lo zaino fa anche l'intervista. Adesso andiamo a conoscere un ragazzo, un amico di Casa Pieretti, un bimbo, tra bimbo e ragazzo, 12 anni, che ha vinto lo zaino. Enrico, sei pronto con la clip? Andiamo a vedere la clip. Ciao Enrico, siamo qui con il piccolo e bravissimo Alessio che si è aggiudicato lo zaino ufficiale di Rete 7 che gli consegno. Complimenti Alessio. Allora, intanto tu hai vinto un concorso in cui la parola chiave era proprio zaino, la parola da indovinare, quindi uno zaino per vincere lo zaino. Com'è che ti è venuta il colpo di genio per indovinare? Mi è venuto perché tutti avevano detto oggetti che contenevano delle cose per andare in viaggio e alcuni miei compagni hanno lo zaino con le ruote, quindi mi era venuto in mente anche grazie all'indizio. Ecco, quindi c'è stato un lavoro di squadra, un lavoro collettivo, diciamo, quindi è l'occasione anche magari per salutare i tuoi compagni. Sì, Senti, ma come lo userai, diciamo, questo zaino? Almeno all'inizio, cosa ti potrà servire? mi potrà servire per andare in bici e tenere la borraccia da mangiare
Oh ragazzi, ma tutti sportivi qui e di tutte le età si usa per fare sport. E beh, giustamente tenersi in forma è importante, lo diciamo spesso e quindi ci fa piacere. Senti, vogliamo salutare il nostro bravissimo Enrico, magari perché non richiedergli una canzone? Qui dicevamo, più difficile che si può, dai, scateniamoci. Gli vorrei chiedere OK di Tommy Cash oppure Espresso Macchiato. Beh, Espresso Macchiato ci sta, è una canzone che secondo me è nelle corde, come tante, sia ben chiaro che Enrico, che è bravissimo, lo sappiamo bene. Espresso Macchiato, ok o Espresso Macchiato? Una delle due, gli lasciamo la scelta. Espresso Macchiato. Espresso Macchiato? Sì. Ah, un inno contro gli italiani, si dice, mettiamolo così, no, però canzone molto carina e molto famosa. Sì. Oh, Alessio, complimenti ancora, insomma, giovani fans crescono, insomma, grazie e naturalmente complimenti anche per aver indovinato. In bocca al lupo per tutti. Grazie. Ciao Enrico, noi ti restituiamo la linea. E allora, Espresso Macchiato, ma subito dopo la pubblicità. E allora, Espresso Macchiato, dedicatissima! Cantate con noi, tutti insieme! Mio amore, espresso macchiato, 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 per favore, espresso macchiato per me. Mio amore, espresso macchiato, 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 per favore, espresso macchiato. Espresso macchiato. Ciao bella, son Luciano, dipendo dal tabacco, per me solo il caffè è importante. Non ho tempo per parlare, sono giornate impegnative, possiedo solo questo ristorante. Mentre lecco i limoni, lei balla coi demoni, no stress, ho bisogno di un espresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 per favore, espresso macchiato per me. Mio amore, espresso macchiato, 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 per favore, espresso macchiato. I miei voli sono privati, 24 i carati, la mia casa bianca e oro e grandiosa. Il mio portafoglio è pieno, lavoro tutto il giorno, anche se studio sempre da mafioso. Mangio crudi gli spaghetti, per me 70 etti, no stress, ho bisogno di un espresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 per favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Ciao! Espresso macchiato. Ragazzi, grazie a te per aver vinto e per aver richiesto questa bella canzone. Grazie anche per l'intervista. Stanno arrivando tanti messaggi, molto bene. Tra un po' apriremo le telefonate. Attenzione, andiamo a rivedere un attimo gli indizi. Vai regia, vai qua sopra di noi, sopra le nostre teste. Tempo TV Campo Liguria, ricordo. Abbiamo già la prima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Ciao, sono sempre io, Nancy, voglio vincere lo zaino. Nancy, questa cosa mi piace, che tu vuoi vincere lo zaino. Questo è bello lo spirito di competizione. E allora, Tempo TV Campo Liguria, ricordo, Nancy, cosa c'è qua dentro? Cosa c'è? Cornice, una cornice. Spiegami perché cornice, vai. Allora, tempo una cornice. Sì.
una canzone, Cornice, adesso non me ne ricordo bene di preciso, Liguria, c'è un paesino che si chiama Cornice, ricordo, una fotoricordo che metti nella cornice e è venuta cornice. E con TV? Non ti sento. E con TV? Mi senti meglio? Problema tecnico? Sì, adesso sì. Ok, con TV? TV, la cornice della TV. Allora, tu mi hai detto prima che vuoi vincere lo zaino e allora ti devo dare appuntamento lunedì. Questa sera non è l'oggetto che ho Mannaggia. nascosto, però ti posso dire che spero davvero che tu possa vincere lo zaino la prossima settimana e ti auguro buon sabato e buona domenica, Nancy. Grazie anche a voi, grazie per la compagnia. Grazie a te, ciao, grazie mille, grazie. Ciao, ciao, ciao. Non è una cornice, ragazzi, chissà cos'è. Luciano quando ha letto gli indizi ha detto, boh, a me viene in mente calcio. E gli ho detto, guarda che c'è un'altra telefonata. Con la parola calcio non ci sei andato molto vicino, lontano. Pronto, chi sei, da dove? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Sono Elena, Elena, da dove? dalle Giuno. Ciao Elena da Leggiuno! Elena ci ascolta da ormai 6 anni, è una meraviglia sentire anche la tua voce. Sempre belli i messaggi che mandi, però anche la tua voce. Elena, tempo, TV, campo, Liguria, ricordo cosa c'è nascosto qua dentro. Però aspetta Elena, aspetta, devi abbassare a 0 il volume della TV, altrimenti non riesco a sentirti. Okay. Allora, io non so se è giusto, dovete la radio. Una radio? Io sento veramente male, però ho capito radio. Regia, mi confermi che ha detto radio? La nostra amica? Radio. Mi dispiace, non è una radio, Elena. Grazie per aver giocato. Scusa, volevo fare gli auguri all'Alessia, ti fa gli auguri. Benissimo, facciamo gli auguri ad Alessia. Grazie E mille. saluti a voi e grazie della compagnia. Ciao Elena, salutami tutta Leggiuno domani. Grazie davvero, ciao. Va bene, ok. Ciao. Tirava vento a Leggiuno, ragazzi, sentivo. Grazie alla nostra amica Elena. E adesso fermiamo per adesso le telefonate, torneremo più avanti perché abbiamo un'altra richiesta a video. Subito dopo andiamo avanti, è arrivata una telefonata subito dopo. Altra richiesta, vai regia, vai, perché no, la prossima non è una richiesta, però sì, ok. Andiamo avanti così. Questa, vai, canta tu, che io ho il telefono che suona. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se mi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno io lo scoprirò. Quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota, senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare.
L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Luciano Bianchini. Ci sarebbe ancora il tempo per un paio di telefonate, vediamo se qualcuno ha voglia di giocare in diretta con noi. Nel frattempo rifacciamo vedere ancora una volta gli indizi di questa sera, che sono gli stessi di ieri sera, perché neanche ieri sera hanno indovinato, che sono Tempo TV Campo Liguria Ricordo. Vediamo, arriva subito una telefonata. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono Massimo da Carmagnola. Massimo da Carmagnola, benvenuto Ci a casa riproviamo. mia. Ci riprovi. Quindi Grazie, Tempo TV Campo grazie. Liguria Ricordo, cosa c'è nascosto qui dentro? Una rete? Una rete. Spiegamelo. Beh, il tempo trascorso sulla rete, ricordo perché peschi tra i ricordi. Sì, e Adesso dico Liguria perché tocca il mare. Questa volta devo dirti che siamo un po' lontani. Un po' lontani, Un vero? po' lontani, ma se tu pensi alla rete di calcio potrebbe essere un'idea, un altro indizio, ma non vado oltre, ti invito a riprovare qualora non indovinassero questa sera da lunedì. Grazie per aver giocato con noi, grazie. A te, buona serata, ciao. Ciao. Non indovinano, Neanch'io, dai ragazzi, dai. Vediamo un po' se arriva un'altra telefonata. Sì, subitissimo. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Luigi da Pinerolo, ormai ci troviamo tutti insieme da 5 anni. E questa mi piace tantissimo, questa tua cosa che hai detto, ma sai quanto io vorrei dare l'oggetto a Pinerolo, dare lo zainetto a Pinerolo? È semplice, basta indovinare cosa è nascosto dentro. Provaci, vai! Allora, secondo me è un gagliardetto del calcio. Un gagliardetto del calcio? Ti spiego perché. Perché la prima squadra è stata fatta in Liguria, esattamente a Sanremo. Sì. Poi il tempo, ogni squadra ha il suo gagliardetto l'anno in cui è nata. Sì. La TV, perché c'è la squadra nazionale cantanti. Ok. Il campo da calcio. E poi? Quello per Giulia, poi cosa rimane? Ricordo, perché ricordo del gagliardetto. Questo di un derby. In effetti. Posso dire che ti sei avvicinato, ma non è l'oggetto. Non è l'oggetto. Grazie Enrico. Nella puntata di ieri ho detto pensate alla musica. Alla musica. Grazie per aver giocato con noi. Ciao Luigi, grazie. Ciao Enrico, ti salutano tutti, soprattutto Giulia, la tua grande fan. Ciao Enrico. Ciao Giulietta. Ciao. E saluta Ciribimbi, saluta anche Ciribimbi sempre. Ciao. Mamma mia, che bello. Ciao. Quando si ricordano a casa di una trasmissione che non va più in onda ormai da 3 anni e la ricordano, e vuol dire che la trasmissione era giusta, era proprio giusta. Bravi ragazzi, dico bravi perché c'è anche Alessia qua vicino a me. Vediamo se abbiamo il tempo per un'altra telefonata. Sì, l'ultima. Pronto, chi sei, da dove? Pronto, sono Fabio d'Aosta. Fabio d'Aosta, che bella voce che hai, Fabio d'Aosta. Quindi, grazie. Tempo TV Campo Liguria Ricordo, cosa è nascosto qui dentro? Provaci. Ma guarda, secondo me può essere una maglietta da calcio. Una maglietta da calcio. Visto l'indizio che hai dato prima, che poteva essere. Potrebbe essere, ma non è. Mi dispiace così tanto. Mi dispiace, amico mio, salutami tutta Aosta. Grazie Enrico, grazie di tutto e a tutti voi per le belle serate. Grazie a voi per decidere di passare la vostra quest'ora insieme a noi. Grazie davvero, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Adesso però andiamo a rivedere un'altra richiesta, perché quella che volevo farti cantare prima, poi ho guardato bene la scaletta, c'era ancora un brano, e quindi però adesso lo fai, perché in una telefonata di ieri è arrivata una richiesta di Piccolo Fiore. Eccola qui, che adesso noi andiamo a vedere. Piccolo Fiore vorrei sentire, dedicata a mia figlia Francesca Maria da Torino. Sei pronto, Luciano? Prontissimo. Piccolo Fiore sia. Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando ti guardo mi chiedo se
sarai più bella se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore, come tu sai si può soffrire e qualche volta si può anche morire, come io, come io. Degli occhi tuoi non so il colore, ma sono belli, più grandi del mare, pieni di luce, pieni di sole, non hanno pianto mai per amore. Come vorrei averti vicino, sentir la tua voce ancora bambina, stare con te mentre fuori piove, dividere con te tutte le mie gioie. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore, come tu sai si può soffrire e qualche volta si può anche morire, come io, come io, come io, come io per te, come io per te. Luciano Bianchini, piccolo fiore, a grande richiesta. Bravo, bravo, l'applauso del pubblico pagante. Ma quando mai? Allora, pubblicità. Poi torniamo con tutti, ma proprio tutti, i vostri messaggi. 2 minuti, torniamo in onda. Tanti messaggi sono arrivati proprio per te e quindi è giusto che tu sia qui in questo momento. Goditi la tua festa e l'affetto di tutto il pubblico di Casa Peretti. Andiamo coi messaggi, vai regia. Ciao Enrico, ciao Luciano, siete mitici, buon weekend. Silvia da Motta Alciata, ciao Silvia, grazie. Grazie Silvietta, buona serata Enrico Luciano dal tuo amico Johnny da Torino, buon compleanno ad Alessia dal tuo amico Johnny. Grazie mille Johnny, grazie di cuore, grazie. Grazie Johnny. Ciao amici Casa Peretti, siete super, lo dice Dani. Grazie ringraziamo Dani, ringraziamo la Dani. Chi ama il canto ha sempre in mente il deserto, non rumore. Per questo coloro che l'amano nessuno può rifiutarlo. Saluti Rotellini Carlo da Corio. Bravo Rotellini, esatto. E noi amiamo profondamente ciò che si chiama canto, ciò che si chiama musica, divertimento, cioè tutto ciò che vedete qui. Buonasera Enrico, buonasera Luciano, buon weekend. Quando potete cantare la versione italiana di Zucchero Fornaciari, Guantanamera? Grazie Marco da Intro. Ma sì, la mettiamo in programma, dai, la prossima settimana, vediamo cosa succede.
Tantissimi auguri Silvia da Motta Alciata. Grazie Silvia, grazie davvero. In casa Peretti, quando il trio è presente insieme alla serata vincente, siete bravissimi con il vostro canto ed allegria. Buon compleanno a te Alessia, un saluto, un abbraccio da Tony. Grazie per l'affetto di tutti voi, grazie davvero. Buon compleanno anche alla zia Marta, Romy e Roby. Quella è la parrucca ufficiale. Sì, è proprio lei. Ed è la prima parrucca della zia esposta alla Galleria Uffizi. Sì, nel museo, certo. Negli Uffizi. Tu entri agli Uffizi, al terzo piano a destra c'è proprio il reparto zia Marta e c'è la parrucca. Andate a vederla. Ore e ore di coda per andare a vedere la parrucca di zia Marta. E tutti che cercano di portare via un capello. Lega. Ciao Enrico, buon fine weekend a tutta casa Peiretti da Andrea di Borgomanero. Grazie. Grazie Andrew, grazie. Ciao Enrico, ciao a tutti. Stasera cantiamo in compagnia della mia Veronica e Beatrice. Un bacione alla mia nipotina Maria. Baci da Nancy. Veronica, ciao Beatrice, ciao Maria, ciao Nancy, grazie. Più che dire grazie di cuore a tutti. Anche stasera si cena in tua compagnia. Adoriamo ascoltarti. Un saluto da Giorgia e Graziella da Perosa, Argentina. Ciao Giorgia, ciao Graziella. Grazie di cuore. Enrico e Big Luciano con voi, 2 il weekend in Zizia alla Grande. Baci da Alfonsina e Germano. Ho letto malissimo, però si è capito. Tanti baci anche a voi. Un grande saluto da Giuseppe e Anna Maria, siete fantastici e tantissimi auguri ad Alessia. Grazie ragazzi, un abbraccio. Tutti presenti questa sera, che bello. Ciao, mi chiamo Anna Chiara, vi seguo sempre. Potete cantare 1000 giorni di te di me di Claudio Baglioni, grazie. Sì, è un brano che io ho molte difficoltà a cantarlo, però se c'è qualcuno la prossima settimana dei miei ospiti che lo sa, te lo faccio molto volentieri. Grazie. Auguri Alessia e buon fine settimana a tutti. Viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia ad Alessandria. Grazie di cuore, grazie. Ciao Peiretti, dedico a voi un bel tramonto da Rivarossa. I tuoi amici Enrico e Caterina che salutano Dani ed Erika di Prato Reggio, quindi salutiamo tutti, Dani, Erika, tutta Prato Reggio, tutta Rivarossa, Enrico, Caterina, tutti quelli che si chiamano Enrico, buona serata a tutti, bravi. Enrico e Luciano vi seguo sempre anche se non scrivo tutte le sere. Augurone ad Alessia per il compleanno. Antonia, ciao Antonia da Torino. Ciao. Anche se non scrivi, l'importante è che passi quest'ora insieme a noi. Che inizio straordinario con la voce di Enrico e la chitarra di Luciano, bravissimi, e tanti auguri di buon compleanno ad Alessia. Massimo da Venaria. Grazie Massimo, ciao. Auguri Juanita, tanti auguri a te, tanti auguri ad Alessia, tanti auguri a te da Marco D'Intra. Grazie Marco, grazie di cuore. Canzoncina, dovevo cantarla, vabbè. Un grazie a voi per la bella musica e canto, Enrico grande, ma non dimentichiamo il grande chitarrista Luciano, binomio perfetto con Alessia a fare il grande tris. Un abbraccio grandissimo a tutti voi. Osvaldo da Venaria Reale. Ciao grazie Osvaldo. Vedi come balla Osvaldo. Auguri Alessia. Sandra. Grazie Sandra, grazie mille. Grazie. Ciao. Sta così non è perché Alessia ha mal di denti, è perché ha una cuffietta omaggiata dal Bianchini. Ho rubato, infatti siamo vicini perché il filo è corto. Per Alessia, ippi purra, buon compleanno Titti e Giovanni. Grazie Titti e grazie Giovanni e grazie anche ai tuoi genitori Enrico, perché mi ha chiamato tuo papà, mi ha chiamato tua mamma. Bene. Grazie davvero. Dimenticavo tanti saluti a Luciano da Mauro il parrucchiere, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, ciao, grazie. Ragazzi, potete staccarlo il microfono. Grazie Massimo. Potete niente. No, buon compleanno Alessia, lo dice Ciro. Grazie Ciro, ciao. Ciao Ciro. Un saluto carissimo a Veronica che è appena tornata dalla Francia, il mitico Fabione e la Super Nancy. Potreste cantare la canzone del Sole Battisti la prossima settimana molto volentieri, molto volentieri. È un brano che amo, è il brano che mi ha avvicinato alla musica. Ciao a tutti, bravi, tanti auguri Alessia, buon weekend, lo dice Anna. Grazie Anna. Grazie. Buon weekend anche a te. Sempre bravo Luciano alla sua chitarra, buona serata a tutti. Grazie. Oh, finalmente sento anche la voce di Luciano nei messaggi. Buon fine settimana, buon weekend e tanti auguri Alessia. Ciao Lili da Rorà. Grazie Lilina, baci. Leggi il prossimo Luciano, vai. Ciao Casa Peretti, scrivo per salutare la mia amica Beatrice. Sei una persona fantastica, ti voglio un mondo di bene con tanti cuoricini. Potete dedicare 1000 di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti? Grazie mille. Ci proviamo la prossima settimana. Grazie per la richiesta. Ciao Enrico, ciao Luciano, guarda che luna, speriamo che porti via un po' di influenza. Beh sì, Amedeo sarebbe ora. Te lo auguriamo, Ame. Ciao Te lo Amedeo, auguriamo ciao. con tutto il cuore.
Faccio tantissimi auguri per il compleanno di Alessia, faccio i complimenti per essere nata nel giorno migliore di ottobre. Un ringraziamento a Luciano per gli auguri e un saluto ad Enrico. Gabriella, quindi avete il compleanno in comune. Ciao Gabri, grazie anche a te, grazie, tanti auguri. Se posso chiedere una canzone con me di Murolo e Mia Martini, va bene, la mettiamo in programma, grazie. Però le richieste mi piacciono tantissimo, mi piacciono di più se sono firmate, altrimenti a chi la dedichiamo? È sempre un grande piacere essere in vostra compagnia. Chitarrista maestro Luciano, stupendo. Giulia, Ciao Giulia, grazie. Stupendo, stupendo. Ciao, potreste cantare Minuetto di Mia Martini? Grazie mille, che belle queste richieste. Peccato che manca la firma. Le mettiamo comunque tutto in programma per la prossima settimana. Bellissimo lo sfondo per Occhi di ragazza. L'arte è sempre una cosa meravigliosa. Giulia, oh grazie Giulia. Tantissimi auguri Alessia, di buon compleanno da Mara e Gianni. Eccoli. Grazie. Ciao Mara, grazie, ciao grazie. Gianni. Ma Mara e Gianni con l'accento vuol dire che Mara nella vita prima si chiamava Gianni, Mara essere Gianni. Poi gli chiediamo, eh. Ok. Tanti auguri Alessia, la mia bimba più bella e brava che ho. Ciao da mamma e Chicco. Grazie, è arrivata anche la mamma, grazie, l'ascolto. Chicco. Beh, anche perché è l'unica che ha, credo. Vabbè, ma tu, almeno dai, così tu, si tu- dice. tu ringrazia e basta. Ciao, sono Gianni con una richiesta. Puoi mettere Guarda dei Rogers? Grazie. Sì, va bene. Prossima settimana, molto volentieri. Ormai sono le 20:51. Non abbiamo più tempo per le richieste, ma la prossima settimana, certo, con tanto di dedica. Buona serata Enrico e Luciano dal tuo amico Johnny da Torino. Buon compleanno Alessia dal tuo amico Johnny. Questo probabilmente l'abbiamo letto. Comunque, Ringraziamo di nuovo. rinnoviamo i saluti a Johnny. Ciao Enrico, ciao maestro Luciano, è un piacere sentirvi cantare. Mi fate sentire un brano di Vasco, qualsiasi va benissimo. Un abbraccio a Valentina Torino. E anche questa, gran bella richiesta. Prossima settimana, molto ma molto volentieri. Fans Club Peiretti, Ceva presente. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao Fans Club Ciao. Peiretti. A Ceva stanno proprio facendo l'atto. Ma che bello. L'atto del mio primo vero Fans Club ufficiale. Un saluto carissimo a Veronica che è appena tornata dalla Francia, il mitico Fabione e la Super Nancy. Potesse cantare, ragazzi, però facciamo attenzione ai messaggi perché questo l'ho già anche letto. Risaluto, rinnovo il ringraziamento per averlo mandato, però visto che ce n'è tanti, facciamo attenzione. Ciao a tutti da Torino, Fede e Giulia. Ciao Fede, Torino. ciao Giulia, grazie. Mua. Tanti baci e cuoricini a Fede e Giulia. Tanti carissimi auguri Alessia da Massimo da Carmagnola. Grazie, che ha caro giocato Massimo, questa sera. grazie. Massimo non è riuscito a capire. La prossima volta non andrà era meglio. facile, non era facile. Poi ragazzi, leggo che Alessia fa gli anni, quindi datele un bacio contemporaneamente, uno per guancia. Ma che Livio da caro Cepma, Livio, certo. grazie mille. Dopo molto volentieri. Ciao. Grazie Livio. Ciao Enrico, ciao Luciano, con voi è sempre una magica atmosfera per tenermi in compagnia. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno ad Alessia. Un abbraccio a tutta Casa Peretti. Giacomo Castagnole è Ciao, presente. caro Ciao Giacomo, Castagnole. un bacione grande. Ciao. Grazie ciao. Giacomo. Ciao Enrico, grazie per le belle serate che fate per noi e della bella musica. Vi ho chiesto ieri, grazie Alex, grazie a tutti voi. Grazie Alex, grazie. Ciao Casa Peiretti, tantissimi auguri di buon compleanno ad Alessia. Lo dice Claudio di Dogliani, io non posso che dirti grazie. Claudio Grazie. c'è, Dogliani Claudio c'è. Bravi, complimenti raga col vostro spettacolo ricordamente live. Cosa rara, vorrei chiedere Autogrill di Guccini, lo chiede Ivus e noi la impareremo, la metteremo in programma come facciamo ormai quotidianamente da 6 anni circa. E quindi ragazzi, sono le 20:53, abbiamo ancora tempo per un pezzettino, dai, un pezzettino, chiudiamo io e Luciano. Innanzitutto ringraziamo Alessia Chelucci, ancora auguri. Ciao, Abbiamo grazie. 3 minuti, il tempo esatto per cantare questo brano qui. Andiamo sul lunedì. repertorio di Zucchero. Certo, Alessia sarà qua con me lunedì, altra gran serata da non perdere. Così, Celeste. Vai Luciano. Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anomalia
di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. E mi fa piacere sospirare così celeste. She's my baby. E mi fa ridere, bestemmiare e brucia il fuoco. She's my baby. Gli occhi si allagano e la ninfea galleggia in fiore, che mangia sia. E per amarti, meglio amore mio, figlie amorose, lo voglio anch'io. E mi fa ridere e accende il giorno così celeste. She's my baby. Come un pianeta che mi gira intorno e brucia il fuoco. She's my baby. Grazie Luciano, grazie Enrico, grazie a voi tutti, è stata una settimana fantastica e che la prossima sia ancora più bella. Questo può succedere solo grazie a voi. Dite in giro cos'è Casa Peretti. Buon sabato, buona domenica a tutti, un applauso forte, Luciano Bianchini. Enrico Peretti. Grazie a tutti, ciao.